Ciao a tutti, oggi vi spiegherò una cosa semplicissima per come installare un emulatore della PS Vita sotto forma di gioco che non è proprio eh, come la PS Vita sulla vostra PS Vita. Allora, intanto scarichiamo questo archivio che io ho scaricato qua, emulatore PS Vita, lo estraiamo e faremo tutto. Intanto come prima cosa volevo dirvi che come potete vedere qua tutti i diritti e i meriti di questo emulatore vanno a Juan Ariaga perché l'ho creato lui giustamente qua mi metto solo il modo e qua ci saranno le istruzioni se volete vederlo qua ma comunque abbiamo bisogno di 7 MB spazio libero nella nostra adesso per prima cosa colleghiamo la nostra colleghiamo per via USB io devo fare 2 volte perché avendo questo programma che fa vedere la PSP lo schermo praticamente non connesso a quello e quindi non riesco a mettere il computer entriamo in PSP io l'ho già copiata come potete vedere ma voi dovete copiare questa qua una volta fatto questo direte fate la rimastiera sicura meglio dovete connettere ecco io ho un tema modificato solo che farò anche voi perché andare al link andiamo su memory stick nel gioco e scegliamo questo gioco che è sotto forma di gioco e adesso ve lo faccio vedere via Skype perché con questo non posso non avere i giochi quindi così si vede che la webcam proviamo start abbiamo tutto quasi proviamo X scusate adesso perché abbiamo tutto quasi come su una PSP Vita vedete qua via avanti col cursore il cursorino piccolo abbiamo Facebook la musica un orologio a caratteri cubitali e molte altre funzioni, come la calcolatrice che qua su che può essere molto comoda.
Grazie e arrivederci.